Perché a Dubai la polizia funziona? Perché ha carta bianca. E io mi sento... Carta bianca cosa vuol dire? Adesso glielo Far dico. West. Allora, a Dubai c'è una dittatura, no? Perché c'è un re. Non c'è ho capito. non c'è una Ho bella capito. democrazia come qua. Però io vado giù spesso, porto via anche la famiglia per lavoro. Ho capito. Alle 3 del mattino, se mio figlio vuole andare in piscina, che è nel condominio dove abito, Sì. è quasi 1 chilometro, mio figlio ha 9 anni, lo lascio andare da solo alle 3 del mattino. Ok. Allora, mi sento più libero ad Albettone, dove ho sistema d'allarme, inferriate, la pistola, il fucile, e posso scrivere quello che voglio in Sì, ma Facebook, che fa- sono che- democrazia, ma che fa- o mi sento più libero dove c'è una dittatura sindaco- e non succede niente. ok, quindi- Non Cioè, succede meglio niente. la dittatura, Mi no? faccia Perché non capire- può dire. No, mi faccia aspetta, capire il no, voglio sillogismo. andare Il addosso a sillogismo. lui. Non chiedo, Io no, voglio il sillogismo è questo, meglio la io dittatura. voglio Quindi, sentirmi sicurezza, libero, dittatura. Con la dittatura. libero, Ma con la libero di dittatura- fare quello che ma con la voglio, dittatura nel temo rispetto che delle non leggi. si sia molto liberi con la dittatura, eh. No, Cioè, allora mi stai sono più dicendo libero la a Dubai che sicurezza, qua. È anche un'ammissione del fallimento dello Stato finanziare i privati perché si autodifendano, no? Sì. Perché se io ti do i soldi perché ti devi installare il portoncino blindato, l'impianto d'allarme, la vigilanza privata, significa che io non sono in grado di garantirti la sicurezza, ti do i soldi perché... Sindaco, ma perché- questa è la realtà di voglio fatti. dire, no? direttore, Cioè, bisogna che ci diano i soldi per... però la verità è che è un'ammissione di non essere in grado di garantire la sicurezza Inefficienza. di inefficienza, quindi io lo ammetto, ti do i soldi perché ti autodifendi. Ho scoperto solo adesso tra i commenti sulla pagina invece di Antenna 3 Daniele Pellicciardi, perché dopo tanti anni ci scrive, lo salutiamo, stiamo ancora parlando di sicurezza, poniamoci questa domanda, non ci sarà mai una risposta perché non ci sarà mai una soluzione. Daniele da Gorgo al Monticano, e ci ricordiamo tutti cosa è successo